Presentata ieri la squadra dell'Akragas alle istituzioni di Agrigento nel corso di una cerimonia nel foyer del Teatro Pirandello. Tra gli interventi i massimi dirigenti del club biancazzurro, lo staff tecnico, i calciatori della prima squadra. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicepresidente del Consiglio Comunale Cacciatore, il sindaco Franco Miccichè, assente e giustificato per impegni istituzionali a Palermo. È intervenuto telefonicamente lanciando un messaggio di augurio alla squadra prossima all'inizio della stagione agonistica ufficiale. Per la Lega Nazionale Dilettanti è stato presente Santino Lopressi, la FIGC provinciale è stata rappresentata dal presidente Angelo Caramanno e dal responsabile del settore giovanile scolastico Stefano Valenti. Nel corso della cerimonia sono state anche presentate le nuove maglie da gioco. Prossimamente la squadra sarà presentata alla città, ai tifosi e agli sportivi. Patron Giuseppe Deni, questa mattina l'Akragas si presenta alle istituzioni, entra nel vivo la stagione dei biancoazzurri. Sì, oggi presenteremo la compagine calcistica alle istituzioni e vogliamo cogliere questo momento perché per noi è un momento importante. Come voi tutti sapete, lo sport unisce tutte le ideologie di natura politica, la destra, il centrodestra, per cui tenendo presente questo fatto oggi noi lanceremo una tregua sociale. Vero è che Agrigento manca l'acqua, vero è che Agrigento non è molto pulita, vero è che a Agrigento ci sono le strade che sono tutto un programma, però è anche vero che fra 4 mesi saremo nell'occhio del ciclone, significa che saremo davanti all'occhio del mondo, per cui dobbiamo adottare uno slogan: noi amiamo Agrigento e lo facciamo nella qualità di uomini di sport. Oggi lo sport unisce e noi dobbiamo essere tutti insieme per amare Agrigento, per cui dobbiamo lasciare tutte le diatribe e dobbiamo fare una tregua sociale. Ecco, questo è il messaggio che oggi noi vogliamo lanciare. Sotto l'aspetto tecnico, che squadra avete allestito? Quali sono gli obiettivi dell'Akragas? Come avevamo detto, noi vogliamo alzare l'asticella. Ritengo che fino ad ora con la campagna acquisti questo è avvenuto. È chiaro che siamo ancora sul mercato, vedremo nelle prime battute quello che succederà, però siamo pronti ancora oggi ad intervenire sul mercato qualora ce ne fosse bisogno. Presidente Carmelo Callari, questa mattina presentate alle istituzioni l'Akragas. Sì, oggi ci apprestiamo, è il primo passo. Prima che inizi il campionato ci presentiamo alle istituzioni, diamo il benvenuto a chi viene coinvolto attivamente nelle organizzazioni delle partite. Per cui un ringraziamento a tutti gli intervenuti, veramente caloroso, e iniziamo così la nostra stagione. Che Akragas sta nascendo, Presidente? Io ho visto già nella partitella di allenamento, vedo già degli schemi, vedo molto impegno. Saranno poi le partite ufficiali che daranno il responso del calcio. Akragas è molto attiva anche nel sociale. Sì, assolutamente sì. Per esempio, un esempio su tutti, l'integrazione. Noi abbiamo all'interno della compagine calcistica un minore non accompagnato sfortunato dell'Africa che è venuto e che noi abbiamo fatto integrare, con il risultato un profilo interessante sotto l'aspetto calcistico, quindi gioca, si allena con i nostri calciatori, ha pure giocato la partita amichevole, per cui anche questo messaggio noi lo portiamo avanti attraverso lo sport.